Adesso arrivano, anche perché io non ho il foglietto per la constatazione amichevole. Il camper è suo? Sì. Mica ha bombole nel cavolo posteriore? No, è davanti e ho il sistema di sicurezza col blocco. In caso di incidente si blocca, appena montato. Io se li ho persi via. I paletti. Ciao. Questo cofano è andato. Sì, sì, Ciao. se hai le cucine, ma non mi va. Dura qua, sta poco. Le sto provando tutte. E quando ti manca quel... E tirando dall'interno? No, è molla proprio. Abito oggi, Dio nato, Sorea. Oh, blai. Poi lo si lascia direttamente alla carrozzeria, anche lì fuori, che tanto non Vabbè, dai, è così qua. Sono nel parcheggio di un supermercato. Guarda qua. E tu? Metti che non ti sa come che è un parcheggio di un supermercato e si è fatto così. C'erano le ragazze, prima mi guardavano, allora sono andato a rassicurarle, ho detto tranquille, non sono uno zingaro, è successo questo e quello, ha detto nessun problema, però noi dobbiamo chiudere. Ho detto sì, beh, chiudi tranquilla, non ho certo voglia di andare fuori a mangiarmi una pizza questa sera. Allora sono fuori da una carrozzeria, non mi ricordo neanche se l'ho detto, perché sai quando succedono certe cose, aspetta che mi alcoiso, Dio caro, quando succedono certe cose... giustamente tanti ti contattano, cioè amici eccetera eccetera, e assicurazione amorosa e questo, e quindi non so a chi ho detto cose, a chi non ho detto. In sostanza mi hanno sganciato, mi stava per sganciare il carro attrezzi davanti alla carrozzeria, e quella della carrozzeria viene fuori dal piano del sole a me fare, o dove si deve buttarlo, guarda che mi non fa il camper, perché era una carrozzeria quelle associate là con l'assicurazione, cioè dovevo andare in quella, ok? E tanto meglio, perfetto. Ho già sentito, praticamente domani mi firmerà o sentono al telefono con l'Allianz una dichiarazione, credo che si sentano al telefono, che lui non può farmi il mio camper, e perché non può farlo, cioè non tanto per l'entrata che passeria per miracolo, ma proprio per un discorso che c'è da creare del paraurti in vetro resina. E io e il tu che lui era carrozziere, no, io no, non sono mai stato carrozziere, siamo andati giù a vedere un attimo, diciamo pulmin tra virgolette illibato, nel senso che è distrutto un gavone e ovviamente il parafango, però il telaietto ha distrutto la macchina, perché veramente l'hanno segata con i vigili del fuoco, e non si è fatta niente la tipa, che sicuramente era al telefono, però non ho visto e non si aveva le prove, vabbè. E quindi insomma tra virgolette non è successo niente a Pulmenzi. Sarà da rifare un po' la fiancata a sinistra, da rifare il gavone, da rifare completamente il paraurti. Quello che e appunto questo lo farebbe la Top Group, ok, che è la fabbrica che ha creato sto camper, quindi mi sto anche intortando perché sono un po' stanco e preso dalla situazione. Quindi con questa dichiarazione di questa carrozzeria, in teoria dovrei avere il carro attrezzi gratis da Udine fino a Padova per andare dalla Top Group, altrimenti mi costaria un rene. E poi va bene, una volta dalla Top Group io credo che andrò a vivere da Alessia fino al 1° di aprile, e poi dal 1° di aprile ho la moto, e credo che andrò a vivere da mia nonna, o meglio il cane starà nella mia vecchia casa a Stretti, e io lavorerò da mia nonna, anche se mi chiederà ogni 10 minuti se voglio da mangiare, e poi sì, Alessia andrò a trovarla in moto, ecco perché dal 1° aprile avrò la moto. Così ragazzo, non so perché non me la sto prendendo, forse perché ne avevamo già parlato in altre analisi del passato, perché io mi aspettavo una tragedia unica, veramente stavo quasi, no, per svenire è una parola grande, però ero senza parole,
perché ho detto cazzo, il camper è artigianale, cioè non lo risistemi più. Dopo ho parlato la Collino da Top Group, ha detto ma no, ma stai scherzando, che discorsi, si sistema tutto. Poi vabbè, oltre al suo si sistema tutto, ho anche ragionato, vabbè cazzo, è il paraurti, cioè non è la cellula, non è il monoscocca del camper. Il paraurti di Pullman è una specie di cosa in più attaccata fuori dal blocco del monoscocca in vetroresina. In più l'auto è andata sotto la cellula del monoscocca in vetroresina, quindi non è tanto che il pulmino è robusto, che ha 1 centimetro di vetroresina, è che non l'ha proprio toccata la parte abitativa, e ringraziando Dio non ha neanche toccato lo scarico, cioè si è bloccata prima, ecco, hai capito? E quindi niente, forse è questo che mi rincuora, no? Cioè della serie, pensavo un danno grave 10, in realtà è un danno grave 5, ecco, perché la cosa più grave del danno, cioè il danno più grave è che c'è il rischio che magari potrebbero essere un conto troppo salato per riparare il camper, o per portare il camper con il caro attrezzi fino a Top Group, e potrebbe essere che io debba aggiungere dei soldi. In quel caso si parla, il caro attrezzi non so, ma per riparare un camper del genere migliaia e migliaia di euro, quindi tocchiamo ferro, insomma, ecco, le assicurazioni, e pagherò per qualcosa, porca puttana. No, volevo dire che non avesse il limite, ma no, il limite c'è, ma per quando uccidi persone, fai male a persone eccetera, dovrebbe essere tipo di 1 milione di euro, non lo so, non voglio parlare di cose che non so, l'ho sempre odiato. Aspetta che controllo se devo registrare. Sì, io devo registrare. E per me il problema grande è che, vabbè, i clienti, domani avrei avuto un cliente nuovo di Jesolo, per quello ero partito, però vabbè, gli ho detto guarda, la ragazza con la quale mi interfaccio, che fa da tramite, diciamo, col titolare che avevo l'appuntamento domani, ho detto guarda, so che è brutto, ma siccome magari può sembrare anche una scusa, guarda, ti mando la foto dell'incidente che ho fatto, avvisa, eventualmente fai anche vedere la foto, cioè non mi sto inventando cagne. Sai, sembra strano di solito quando uno trova le scuse così all'ultimo, no? Hai capito? Ho fatto un incidente, sembra una scusa, invece no, è proprio vero, cazzo, è successo sul serio. E vabbè ragazzi, per me il problema sarà lavorare, perché per vivere sinceramente io adoro vivere in camper, però anche se vivo da Alessia o da mia nonna per 1 mese, 2 mesi, certo sì, mi può bruciare non aver più la mia libertà di andare dove volevo, lavorare dove volevo eccetera, però va bene, una cosa che si può sorpassare perché è momentanea. Quello che invece sarà un bel problema grande è il discorso del lavoro, perché tu non hai idea di quanto io riesca a produrre in una giornata, però per riuscire a produrre questi risultati secondo me inarrivabili da tanti ho bisogno di una concentrazione estrema, un'organizzazione, una concentrazione. Già quando il cane tipo beve l'acqua, ovviamente non le dico niente che discorsi, però già quando il cane beve l'acqua mi dà fastidio e perdo la concentrazione, ok? Figuriamoci lavorare in un posto dove ci sono altre persone e dove non è Pullman. Questo sì sarà una cosa molto impegnativa, il lavoro, quello sì, e sicuramente anche un po' demotivante secondo me, perché qua non lo so, mi sembrava tutto più figo lavorare in camper, era tutto diverso, ero più motivato, non lo so, cioè ero qua, cioè anche l'altro giorno era successo un'emergenza e c'era da cambiare una cosa in corsa in una campagna pubblicitaria e Dio caro io mi sono fermato in un distributore. Per me sta roba era stata una roba figa, hai capito? Era figo, mentre non so, metti che sono a casa di mio nonno o a casa di Alessia, c'è da fare un'emergenza e vabbè, è una rottura di coglioni, cioè, capisci che cambia tutto, porca puttana. E va bene dai ragazzi, così volevo farti. Ho anche la bici dietro, penso che senza problemi me la terranno lì alla Top Group, e ho la Kenevo dietro, non ho la muscolare, e poi vabbè, insomma si vedrà di riuscire in un viaggio solo a far stare ovviamente il monitor, lo zaino del computer e quanto più vestiti possibile, sai, insomma non è che devo portare via chissà cosa, ma
Taci che avevo fatto anche svuota frigo, cioè veramente qua al massimo butto via 2 cordon black e posso farglieli anche al cane stasera, anzi adesso glieli faccio e basta, non ho più niente proprio in frigo, è stata veramente una botta di culo. Così spengo il frigo. Sempre, aspetta che giro le patate. Patate suze, ma che cazzo di patate sono? Sono morbide. Boh, scusa, sto anche inquadrando, le avevo prese non so cosa, perché dopo le emergenze, diciamo, voglia di farmi delle patate, vabbè, sto facendo svuota frigo, allora alza il gas a sto punto e sera così via meglio. Dicevamo, su consiglio di Alessia, che è stata la prima, e poi anche di alcuni amici, ho controllato un po' le utenze, che non ci fossero perdite eccetera, però idea geniale, ovviamente intelligentissima, io l'ho seguita, per carità, però poi anche mi ricollego sul fatto che Pulmino è molto robusto, quindi ha attutito la botta in una maniera incredibile, cioè la macchina, non so se l'hai vista nel video, cioè il cofano, cioè, è proprio andato, distrutto completo, la macchina è da buttare, però Pulmin si è spostato un po' l'Xbox e un libro, capisci? Sì, è bello robusto, infatti lo sapevo, ho detto qua se mi viene addosso uno saranno cazzi di sistemare la vetroresina, però sono veramente dentro, come si può dire, un fortino, insomma, ecco, stiamo parlando comunque di un camper che ha 9 mm, io dico sempre 1 centimetro, ma sono 9 mm di vetroresina, hai capito? Più tutti i rinforzi, il telaio in acciaio, tutta l'intelaiatura di Pulmin è in acciaio, quindi no con i travetti di legno, quindi sì, va bene, dai, abbiamo testato anche la robustezza dei Pulmin. No, appunto, questo per dire che la botta non è che ha scombussolato, era stata una botta piccola, non è partito neanche l'allarme del gas, quello che chiude il gas, anche per, sì, appunto, lui rileva se c'è una bella botta e parte, in quel caso non è partito, insomma, ecco. Poi dopo cena devo trovare la voglia di togliere gli hub lì, perché erano arrivati quelli nuovi che devo sostituire tramite Amazon e basta. Credo che non monterò video, il disco dei video è incollato nella scrivania, quindi non monterò video per un pezzo, a parte che te ne hai video, metà fa basta di quanti video hai e basta, adesso la roba del lavoro ce l'ho tutta dietro, peccato, veramente un peccato. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita, a quel che leggi sul giornale e certe volte anche alla sfiga. Non ci vuole un fisico bestiale, sai, speciale, sai, anche per bere e per fumare, sai, fumare, sai. Ci vuole un fisico bestiale, perché siamo sempre ad un incrocio, o sinistra, a destra oppure dritto. Il fatto è che è sempre un rischio. Non ci vuole un attimo di pace, sai, di fare quello che ci piace, sai, mi piace, sai.